Bentornati e bentrovati a Storie. Dentro questa avventura che stiamo vivendo durante questi mesi di raccontare come siamo capaci tutto l'itinerario culturale del mondo antico, soprattutto del mondo greco, che porta il mondo greco dall'età arcaica, dall'età di Omero e di Esiodo all'età classica. È un lungo viaggio quello che abbiamo intrapreso che ci ha portato già a lambire numerose coste. Le coste più importanti sono state quelle della lirica dell'VIII, del VII secolo a.C., per poi concentrarci nel VI secolo nella grande rivoluzione che è rappresentata da due movimenti importanti. Il movimento filosofico, che porta la complessità dentro il pensiero greco, e il movimento della lirica corale, che porta una riflessione sulla necessità di vivere. E proprio Simonide, l'autore di cui abbiamo parlato ieri, è l'autore più importante che incita il popolo, incita l'uomo a voler vivere, a dover vivere. Simonide lo fa attraverso una serie di opere pubbliche, poesie che vengono recitate in pubblico in occasioni ufficiali, e lo fa col desiderio di trasmettere ai coloro che in qualche modo circondavano Simonide la necessità di andare al di là, oltre quello che la vita sembrava promettere, sembrava in qualche modo condannare, perché a volte sembra proprio di essere condannati da certe situazioni, da certi momenti. Simonide invita a non scoraggiarsi, Simonide invita ad andare controcorrente, Simonide invita a essere attivi e quindi a trasformare ogni debolezza, ogni crisi in una possibilità concreta di realizzazione e di successo personale. Tutto questo lo fa nell'ambito della lirica, lo fa quindi nell'ambito della poesia, lo fa in un'epoca arcaica, in un'epoca antica, lo fa in un'epoca in cui poche volte veniva compreso il valore dell'esistenza. Infatti Simonide racconta in maniera molto chiara, molto nitida, l'inevitabilità della precarietà dell'esistenza. Cioè, Simonide dice: non nascondiamoci. Non pensiamo che la poesia ci renda eterni, non pensiamo che non dovremmo morire, non pensiamo che questa nostra vita non sia di passaggio, ma dice: affrontiamo tutto questo, consapevolmente stiamo di fronte a tutto questo e consapevolmente viviamo tutto questo. E quella è la forza di Simonide, il fatto di dire che questa precarietà che è inevitabile in realtà è la condizione in cui possiamo gustare la vita. Quello che ci sembra una condizione disdicevole, quello che ci sembra una condizione umiliante, quello che ci sembra una condizione difficile da sopportare, diventa l'occasione, il punto e il luogo dove poter invece costruire qualcosa di importante, di vero e di bello. Questo è Simonide, ma questa è anche l'essenza della lirica corale del VI secolo. È davvero l'autore più significativo. Oddio, ci sono altri autori importanti, ma di questi ne parliamo poi nelle prossime sere, sempre qui, sempre a Storie.